Diventata così importante perché a Nicosia c'erano i baroni, era la città dei 24 baroni. Ogni barone si curava una scena e cercava di farla al meglio, entrando in competizione con le altre famiglie bastanti. Così piano piano la Casazza divenne una rappresentazione grandiosa, curata, scenografica, una delle, se non la più bella di Sicilia. Giuda Iscariota, che si era sentito tradito dal suo maestro, dal quale aveva iniziato a prendere le distanze, venuto a conoscenza della convocazione del Sinedrin, vi si presentò per suggerire a Caifa, in cambio del pagamento di 30 monete d'argento, il modo per arrestare in segreto Gesù. Noi donne, relegate alla soglia, odiamo poco. Voi, che in gremita folla qui celeri accorrete, in questo giorno di udienza testimoni sarete. Venturosi siate per aver l'accesso. A noi tutto ciò non è concesso. Costretti in silenzio ad usciular, è la nostra presenza a dover celar. Noi donne non siamo dette degne di udir parol si pregne, di significati arcani ed occulti per comprendere tali tumulti. Sarà un'assemblea di sacerdoti, principi ed uomini a loro devoti. Fu indetto impellente tal concilio, e al Nazaren non conferiran ausilio. Principi, sacerdoti, e come? In calma soffrite voi del Nazaregni inganni? La plebe, a nostri danni, a favor di Cristo, dappertutto congiura. E voi dormite ancora. E alle nozze di Cana, spaccia ancora che l'acqua in vin cangiò, che è santo, che è pio, che scese al fin dal cielo, e che ubbidienti sono i suoi detti, il mar, la terra e i viventi. Con il sacrificio del suo corpo e del suo sangue lascia all'umanità il dono della bellezza e della libertà della fede, che consola e sostiene. Discepoli miei cari, è giunto il tempo, secondo il rito ebreo, di celebrare la Pasqua insieme con voi. Memoria è questa dei fuggiaschi ebrei alla promessa terra. Questa è l'ultima cena. Il Dio dispose così negli alti suoi divini arcani. Solo, ma ancora assai, che uno di voi già tradirmi dovrà. Ma prima di dare inizio alla legale cena, ringraziamo tutti la divina bontade che ci arricchisce dei celesti doni che destinati sono a tutti i buoni. Giuda, maestro, accogli questo segno d'amore d'un padre amante. Lavami quanto vuoi, non curo, non ascolto i detti tuoi. E lascia che ancora un bacio sul tuo piede io ti dia. Oprar tua voglia, e Dio farò la mia. Giuda, diletto Giuda, or tu non sai quanto io t'amo e ti stimo. Ecco il mio affetto, t'abbraccio col cuore, ti stringo al petto. Or troppe cedi nell'oprar, Signore. Prendiamo a poco del cibo che Dio ci offre in questo loco.
tradimento io mi rattristo. Forse sono io, Signore. Tu lo dicesti. Per il resto soffrirebbe il mio rigore. Pietro, frena il furore. Ecco, sarà colui che stenderà in quel vaso la sua mano. Punisci il reo? Oh Dio, con la mia morte i miei fedeli restano privi di me per tutti i secoli. Ciò non si permette. Ma che pensi, Signore? Prima di morire, voglio lasciar me sacramentato di pane e vino sotto l'apparenza, in cui veggia la mia real presenza. Questo sarebbe per me di gran sollievo. E questo è il mio sangue. In rimembranza mia, fate lo stesso. Chi degnamente il prende, vivrà per sempre, né sarà mai oppresso. O celeste vivanda! In questo cibo il corpo e sangue di Cristo si nasconde, che ristora qua giù le anime molte. Giunse a mio danno, qual scena di dolori. La mia mente or s'apre e a me si fa presente. Sento lottare lo spirito con la carne. Mi mancano le forze, a poco. Reggere non ponno i passi miei nel suolo e m'abbandono ad un estremo duolo. Qual è mai la cagion di tante pene? Padre! Unica speme dell'umana prole, discaccia dal tuo seno la tristezza e deponi ogni timore. L'eterno genitore dal cielo mi mandò per darti aita e quel conforto che tu brami in vita. Questo è il calice amaro che bere ti dovrai. Questa è la croce su cui devi spirare con morte atroce. Dolori soffrirai, flagelli e spine, per riparar dell'uomo l'aspre rovine. Questo è il volere del Padre, e questi sono gli eterni suoi decreti a te ben noti. Te, Nazaren Gesù, corri veloce ad abbracciare la croce. Del nemico infernale ne porterai nel ciel somma vittoria. E tua morte sarà per te di gloria. Angelo Santo, vo all'incontro della morte. Così vuole l'Eterno Padre. Si avvicinano le squadre dei nemici e il traditore, ma siete voi fedeli amici. Per pietà, non mi lasciate. Nel veder le turbe armate non vi dee tremare il corpo. Miei signori, è tempo di ruotar barbaro ferro contro l'empio Gesù. Giuda, recete. Con certi segni il reo vi aditerò. Voi non errate. Colui che bacerò, quello legate. Noi pronti seguiremo i tuoi passi audaci. Soccorrete, o soldati. Il vostro gran valor oggi si scopra e fedelmente ognuno attende all'opera. 300, fra 1000 catene sarà quel mago e contento mio cuore godrà. Addio, caro maestro.
A che venisti, amico? Mi spinse a rivederti il grande affetto. Or troppo inganno nutrisci nel tuo petto. Tu, con un finto bacio, il tuo Signore tradisci. Di Caifa, convinto di aver finalmente posto fine ai disordini pericolosi del Nazareno, di Giuda e di Pietro, dei loro tradimenti, dell'angoscia e della consapevolezza di aver preso parte a un piano che già era stato loro mostrato, ancor prima che si compisse. Colui che intingerà il pane, prima che canti il gallo. Che sia la voce del gran Dio che vuole rinfacciarmi il fallo mio. Ogni augello che canta e vola intorno a me, parmi che sia accusator dell'incostanza mia. Dunque, Pietro, che fai? Cosa risolvi? Cristo, Pietro, Caifa, Giuda, personaggi di ieri carichi di storia e di sentimenti.